Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Coinvolte 3 persone che avrebbero tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. Da fuoco al rivale dopo una lite per i pascoli, è successo nelle campagne di Siracusa, arrestato un uomo di 53 anni. Notte di fuoco a Palermo con una nuova raffica di intimidazioni. Il titolare della pizzeria data alle fiamme: ci avete tolto la pace. Catania, contribuenti infuriati per l'arrivo delle bollette Tari con l'acconto in un'unica soluzione. L'assessore al Marletta: si può comunque rateizzare. E ancora bollette pazze dell'acqua. In provincia di Catania recapitate fatture della SIE con errori e importi stratosferici. Lancio di uova e spray contro la polizia locale alla festa dei maturandi del liceo Cutelli a Catania. L'articolo riparatore del Telegraph esalta la Sicilia dopo i titoli maligni sul matrimonio di Dua Lipa. Calcio, slitta ancora il consiglio di amministrazione del Catania. Le scelte del direttore sportivo e dell'allenatore sembrano comunque già definite. Ed è una notizia dell'ultima ora quella che la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del Rosa all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui c'è anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina SPA ed un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. E veniamo adesso alla cronaca. Da fuoco al rivale dopo una lite per questioni di pascolo. È successo nelle campagne di Siracusa. Emanuela Corsi. Lo aveva picchiato, gli aveva gettato addosso del liquido infiammabile e gli aveva dato fuoco al culmine di una lite legata al pascolo. Il Tribunale di Siracusa ha confermato l'arresto di un uomo di 53 anni accusato di tentato omicidio aggravato, tentata violenza privata aggravata e percosse nei confronti di un 59enne di Noto. I fatti risalgono allo scorso marzo in questa zona rurale di Siracusa. Qui l'uomo avrebbe percosso il rivale e gli avrebbe dato fuoco, procurandogli gravi ustioni su gran parte del corpo. Inoltre lo avrebbe costretto a non raccontare quanto accaduto con le minacce. Una brutale aggressione scaturita da questioni legate al pascolo abusivo di gregge. Un'indagine complessa, condotta dalla squadra mobile di Siracusa e dal commissariato di Noto, che attraverso intercettazioni ambientali hanno raccolto indizi gravi contro il 53enne in carcere dallo scorso 4 giugno. Nuova raffica di attentati e intimidazioni a Palermo. Il titolare della pizzeria data alle fiamme per la seconda volta si sfoga sui social. Ci state togliendo la pace, ha detto. Sentiamo Marco Gullà. Gli uomini del racket e delle estorsioni alzano il tiro a Palermo. È stata una notte di paura e di fuoco per 2 episodi intimidatori. Il primo in Piazza Rossi, a Tommaso Natale, dove è stato incendiato l'ingresso del ristorante Pizzeria Ulisse. Si tratta dello stesso ristorante che era già finito nel mirino lo scorso 7 maggio, quando davanti alla Saracinesca era stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile. Stavolta però dalle minacce si è passati ai fatti. Le fiamme sono state appiccate all'esterno dell'esercizio. Sconfortato il titolare, che sui social ha detto: non se ne può più, ci state togliendo la pace, la serenità e la voglia di lavorare. Sempre nella notte un rogo ha poi distrutto la base di legno di un chiosco che si stava allestendo sulla spiaggia di Vergine Maria, una delle tante attività prese di mira dal racket negli ultimi tempi. Tutto è iniziato a novembre scorso con le bottiglie e la richiesta di pizzo lasciate davanti ai locali di Sferacavallo, poi sono arrivate le sventagliate di Kalashnikov contro una rimessa di auto in via Sferacavallo, il ristorante al Brigantino sempre nella stessa borgata e contro un deposito della Sisi di Baikar. Un'escalation di episodi, le auto incendiate sempre contro Dragotto, poi il distributore a Capaci. Oggi le altre 2 intimidazioni, una sequela di episodi preoccupanti, inquietanti che sta segnando il territorio commerciale di Palermo. Il sindaco La Galla dice: oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che la solidarietà da sola non basta più, ci vuole un intervento straordinario dello Stato.
A Catania contribuenti infuriati per l'arrivo di bollette Tari con un acconto in un'unica soluzione, ma l'assessore al bilancio chiarisce è una disposizione dell'ARERA e si può comunque rateizzare. Tonino De Mana. Dalla Tari tra le più alte d'Italia alla scelta forzata dell'acconto sulla tassa di rifiuti 2026 in un'unica soluzione. Non arrivano buone notizie per i contribuenti catanesi con centinaia di famiglie e di imprese che stanno già affrontando enormi difficoltà economiche. A Palazzo dei Chierici, sede dell'ufficio preposto, è un continuo via vai di gente. Per molti l'umore non è certo dei migliori. Bisogna dare un po' più agevolazione alle persone, che non c'è solo la Tari da pagare. Acconto Tari in un'unica soluzione, cosa ne pensa? È sbagliatissimo. E come fanno le famiglie in un'unica soluzione? A sgombrare il campo dalle polemiche e a fare chiarezza ci pensa direttamente l'assessore comunale al bilancio Marletta. Sono cambiate le modifiche, abbiamo dovuto attendere, quindi non eravamo pronti per febbraio, che è la prima scadenza, per inserire queste modifiche perché l'ARERA ancora non le aveva mandate. Quando le ha comunicate noi abbiamo dovuto fare la scelta di cumulare le due rate. Marletta rassicura comunque i contribuenti che potranno recarsi negli uffici competenti per chiedere di rateizzare la bolletta. Il termine del 30 giugno è indicativo, non è perentorio, quindi chi non avesse la possibilità di pagarla in un'unica soluzione del 30 giugno la può pagare dopo, ma soprattutto abbiamo chiesto agli uffici che lo stanno già facendo di consentire di pagarli in più rate. Alla gente che si vede recapitare questa bolletta cosa deve fare? Chi lo può fare paghi chiaramente regolarmente appena può, chi avesse difficoltà può pagarlo anche con qualche giorno di ritardo, chi invece vuole mantenere le due rate può fare richiesta e verrà autorizzata. Alla base restano i soliti problemi legati all'elevato numero di evasori. Ma è caos anche per quanto riguarda le bollette idriche con il passaggio della gestione dell'acqua alla SIE. Il risultato sono importi stratosferici ed errori nelle fatture. Sentiamo Emanuela Corsi. Quando mi dovrebbe arrivare l'acqua? Devo lavorare solo per l'acqua. In diversi comuni del Catanese è scoppiato il caos bollette idriche. Da alcuni mesi non sono più gli enti a gestire direttamente il servizio idrico e fognario, ma la SIE SPA, società a capitale misto pubblico-privato. Un passaggio di gestione che ottempera ad un obbligo di legge, ma che per i cittadini si sta rivelando un vero e proprio salasso. Io in un anno pagavo 120 euro. Adesso? Ora moltiplico per 3. Siamo a Riposto, comune marinaro della provincia di Catania. Qui da giorni si parla soltanto di una cosa, le bollette dell'acqua. Hanno preso il numero del pontatore e dopo un mese è arrivata la bolletta da 1.000 e passa euro. Sono ladri, perché in 3 mesi è arrivata una bolletta molto eccessiva. Di quanto circa? Tanto. Tipo? 5.000? 850 euro, 3 mesi. 240 euro di cauzione solo. Al centro delle proteste dei cittadini ci sono soprattutto le numerose segnalazioni relative a fatture considerate anomale, sproporzionate rispetto ai consumi reali, ma anche le difficoltà ad avere chiarimenti o assistenza attraverso sportelli, call center e canali telematici spesso inefficaci o irraggiungibili. Lei ha provato a contattare questo gestore? Sì, ho provato, notevoli difficoltà. Anche noi abbiamo provato a contattare la SIE. Siamo spiacenti. I tempi di attesa hanno superato il limite consentito. La preghiamo di riprovare più tardi. Grazie. Il sindaco Davide Vasta per 2 volte ha diffidato il gestore e ha sollecitato un'interrogazione parlamentare. Sospendete le bollette perché la gente è esasperata. Tra l'altro, non avendo un servizio di assistenza al pubblico decente, le file sono di 70, 80, 90 persone avanti che aspettano di poter parlare con la SIE, perché poi al telefono e alle PEC io guardo la telecamera e parlo con quelli della SIE che mi dicono noi rispondiamo a tutti, voi non rispondete a nessuno perché le prove le fanno tutti e non funziona. Cambiamo argomento. Dal dolore di una famiglia nasce una speranza per altre vite. Dopo la morte del giovane Andrea, i familiari hanno scelto di donare gli organi. Rita Cinardi. Stringono tra le mani la fotografia del loro ragazzo e non riescono a trattenere le lacrime. Un dolore immenso, quello di una famiglia che ha perso un figlio troppo presto. Eppure, nel momento più difficile, ha trovato la forza di compiere un gesto straordinario. I familiari del 16enne di Bonpietro, Andrea Riggio, morto dopo un tragico incidente avvenuto appena 4 giorni fa in via Vassallo, in pieno centro città a Caltanissetta, hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi. Una decisione che consentirà ad altre persone di avere una nuova possibilità di vita e che forse un giorno potrà regalare un po' di conforto anche a chi oggi non riesce a darsi pace. Era il volere di nostro figlio.
Noi siamo, sia io che mia moglie, ma anche mio figlio a soli 16 anni, dei soccorritori delle misericordie. Non l'abbiamo nemmeno discusso con mia moglie, ci siamo guardati in faccia e abbiamo scelto di dare continuità al nostro figlio con gli organi che possono servire ad altri ragazzini. Un gesto di grande generosità, elogiato anche dal direttore del presidio ospedaliero del Sant'Elia, che ha voluto esprimere la vicinanza dell'intera struttura sanitaria alla famiglia. Profonda gratitudine nei loro confronti in un momento in cui le donazioni degli organi sono in calo. Eppure quell'incidente si poteva evitare. Lo stesso papà di Andrea ha fatto un appello al sindaco sulla viabilità per fare in modo che tragedie come questa in futuro non si ripetano. Abbiamo fatto un appello al sindaco per cercare di limitare altre vittime e non ci siano altri genitori che piangono i propri figli, solo questo, di dare un'attenzione maggiore alla viabilità. Lunghe file sulla tangenziale di Catania stamattina a partire già dalle 8 e poi ricaduta sulla circonvallazione di Catania a causa di un mezzo pesante che ha perso il cemento che stava trasportando il materiale. Lo vedete, è finito sulla carreggiata all'interno della Galleria Gagliano all'altezza di Gravina, direzione Siracusa. Caos tra gli automobilisti rimasti impattanati, sui social è esplosa la rabbia, ma è possibile che non si riesca a individuare un camion che perde cemento e a sanzionarlo come si deve. Con le moto poi, scrivevano gli automobilisti, è pericolosissimo. L'inchiesta sulla frana di Niscemi. Oggi il ministro Nello Musumeci si è comparso davanti ai magistrati, ma ha deciso di non rispondere alle domande dei PM, depositando però una memoria difensiva. Gerry Italia. È arrivato poco prima delle 10 a Palazzo di Giustizia Gela ad attenderlo i magistrati che coordinano l'inchiesta sulla frana che a gennaio ha interessato una vasta area a ridosso del centro storico di Niscemi. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, già presidente della regione siciliana, è tra i 13 indagati nell'indagine che punta a accertare eventuali responsabilità nella gestione del rischio idrogeologico del territorio. Davanti ai pubblici ministeri del pool, coordinato dal procuratore capo Salvatore Vella, Musumeci si è avvalso della facoltà di non rispondere, una linea già seguita nelle scorse settimane dall'ex governatore Rosario Crocetta e dall'attuale presidente della regione Renato Schifani. Il ministro, assistito dai suoi legali, ha comunque consegnato una memoria difensiva ed una serie di documenti a sostegno della propria posizione. L'inchiesta ipotizza a vario titolo i reati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli investigatori stanno ricostruendo anni di segnalazioni, interventi programmati e attività di prevenzione per verificare se vi siano state omissioni o ritardi nella gestione del dissesto. Un lavoro complesso che attraversa diverse stagioni politiche e amministrative della regione siciliana. Oltre a Musumeci, Schifani e Crocetta, tra gli indagati figura anche l'ex presidente Raffaele Lombardo, unico dei 4 governatori coinvolti a non essere stato ancora convocato. Le indagini proseguono con il supporto della squadra mobile di Caltanissetta, del commissariato di Niscemi, dello SCO di Roma e di consulenti tecnici incaricati di chiarire le cause e le responsabilità del cedimento che ha riacceso l'attenzione sulle fragilità del territorio siciliano. Un'area dichiarata pericolosa dopo la frana di Niscemi dello scorso gennaio, trasformata in una piantagione di papaveri da oppio. Gerry Italia. Dove c'erano i cartelli di divieto e il rischio di nuovi smottamenti, qualcuno aveva invece visto un'opportunità. Nella parte rurale della zona rossa, istituita dopo la grande frana che a gennaio ha colpito Niscemi, i carabinieri hanno scoperto una piantagione di papavero da oppio composta da circa 720 piante, un campo nascosto tra la vegetazione, lontano dalle strade, protetto di fatto da un isolamento naturale che negli ultimi mesi aveva reso quell'area quasi inaccessibile. La scoperta è avvenuta durante un'attività di controllo del territorio condotta dai militari dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia, reparto specializzato nelle operazioni nelle aree più impervie dell'isola con il supporto dei carabinieri della stazione di Niscemi. Per raggiungere la coltivazione i militari hanno attraversato una zona segnata dalle ferite della frana, tra terreni stabili, vegetazione fitta e percorsi difficili da praticare. Un contesto che secondo gli investigatori avrebbe rappresentato una sorta di barriera naturale contro eventuali controlli. E proprio qui, all'interno dell'area sottoposta a ordinanza di interdizione, sono state trovate le piante di Papaver somniferum, la specie da cui si ricavano oppio e sostanze
sostanze stupefacenti derivate. Gli esemplari erano in avanzato stato di maturazione, ormai prossimi alla raccolta. Dopo la scoperta sono scattate le indagini per individuare chi gestisse la coltivazione. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia alla procura di un uomo di 57 anni e di una donna di 48, entrambi residenti a Niscemi e con precedenti di polizia. L'intera piantagione è stata sequestrata e i campioni prelevati saranno adesso analizzati per stabilire il contenuto di principio attivo e ricostruire la potenziale capacità produttiva della coltivazione. Come ogni anno i maturandi festeggiano la fine dell'anno scolastico. Al Liceo Cutelli di Catania però il lancio di spray e uova ha colpito anche i rappresentanti della polizia locale. Tonino De Mana. Può una festa di fine anno scolastico degenerare? A Catania sì. È successo questa mattina a largo Rosolino Pilo, dove gli studenti del liceo classico Cutelli si sono scatenati andando ben oltre il limite. Vernice di ogni tipo e colore è stata scagliata contro le auto della polizia municipale che si trovano in piazza per presidiare la zona. In poco tempo, dallo spumante e dai festeggiamenti, si è passati ad un intollerabile assalto alle forze dell'ordine, in primis agli agenti della municipale, ma anche alla polizia di Stato. Il fenomeno, nato come goliardie e diventato virale online in poche settimane, ha spopolato tra maturandi e studenti delle scuole superiori. Non solo acqua, ma anche colore per lasciare un segno visibile. Di visibili però ci sono i segni inqualificabili sulle auto e sulle divise degli agenti in servizio, che hanno dovuto pure subire un fitto lancio di uova. Condivido la festa, ma c'è un limite, è il commento sui social di Carmelo Coppolino, assessore con delega alla polizia municipale. La scena è stata filmata dalla scientifica, i protagonisti dei lanci rischiano una denuncia per oltraggio, violenza pubblica ufficiale e danneggiamento di veicoli di servizio. A Siracusa invece la festa dei maturandi si è svolta senza problemi, con gavettoni sì, ma tanta allegria e nostalgia. Francesco Aloi. Quando suona la campanella, per i maturandi scatta la festa. Abbiamo studiato, abbiamo avuto un anno intenso, però ora è il momento di divertirsi perché è l'ultimo giorno. Siamo tutti bagnati ma felici? Sì, ci divertiamo tutti. Qui siamo davanti ad un liceo di Siracusa. Tutti indossano le magliette con le immancabili frasi e gli autografi dei compagni. Comunque è una giornata per celebrare questi 5 anni e quindi divertirci tutti insieme. Siamo tutte emozionate, ansiose perché comunque siamo anche tristi che questo sia il nostro ultimo giorno di scuola, però dobbiamo andare avanti. Cosa vi mancherà di più della scuola? La classe! E infatti, oltre all'allegria per la fine della scuola, il sentimento che più trapela dai ragazzi è proprio la nostalgia. Un giorno che ricorderemo e che condividiamo con persone che vogliamo bene, speciali. Sappiamo che è un momento che non tornerà mai perché poi dall'anno prossimo all'università sarà tutto diverso, però siamo molto felici e anche un po' nostalgici. Ma mentre si festeggia, il pensiero va già al 18 giugno, quando inizierà l'esame di maturità. Per 44.000 siciliani il giorno più atteso e forse per qualcuno anche più temuto sta arrivando. Oggi non siamo pronti per l'esame, però fra 10 giorni probabilmente sì. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo per raccontarvi la protesta dei dipendenti ex Almaviva. Tornano in piazza a Palermo i lavoratori ex Almaviva, sempre più preoccupati per il loro futuro. Simona Mazzone. Scatta una nuova protesta per i lavoratori dell'ex Almaviva che sono scesi in piazza a Palermo davanti alla sede della presidenza della regione siciliana insieme alle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL. A scatenare l'ennesimo sit-in è il silenzio davanti alla richiesta dell'attivazione di un tavolo regionale sulla vertenza, anche se i ritardi sono evidenti, visto che si attende un confronto dallo scorso aprile. I lavoratori prima sono stati in cassa integrazione al 100%, adesso sono in NASPI e la NASPI purtroppo non permette una vita dignitosa. Chiedono l'attivazione del processo di dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi al fine di garantire la rioccupazione dell'intero bacino, un'opportunità progettuale, dicono, finanziata da risorse europee e nazionali che potrebbe contenere gli esuberi nel settore dei call center, che però non viene colta dalla regione. Manca la volontà politica di predisporre gli incontri per mettere già in atto il progetto e rendere esigibile questo decreto. Si tratta di 380 famiglie, in gioco il loro futuro economico e lavorativo. C'è una NASPI che tra 2 mesi compie il primo anno
e fra ulteriori 6 mesi non abbiamo più nessuna protezione civile, sociale. Per quanto riguarda il bacino del servizio 116-117, i sindacati chiedono che siano definiti criteri per il reclutamento del personale da impiegare. Dopo i titoli maligni dei giornali inglesi sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo sui festeggiamenti, arriva un articolo riparatore. Simona Mazzona. Da nozze nel covo della mafia a una Sicilia straordinaria. Più che un dietrofront è una vera dichiarazione d'amore, quella del Telegraph nei confronti dell'isola, dopo lo scivolone dei giorni scorsi generato da un articolo sul matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti, Villa Val Guarnera di Bagheria, alla mafia, correggendo poi il tiro con un ex davanti alla parola covo, che non è bastato a frenare la rabbia degli isolani. Dopo l'indignazione di buona parte dei siciliani e la richiesta formale di scuse annunciata da un risentito Schifani, adesso il giornale britannico canta le lodi dell'isola con una nuova pubblicazione. Si tratta di uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti e che, coincidenza, viene titolato «Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive». Una vera sviolinata dove la Trinacria viene definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Nello speciale si ricordano le bellezze naturali, a partire dai vulcani e i siti patrimonio UNESCO, e si dà voce anche a chi ha scelto di tornare in Sicilia anche dopo aver vissuto all'estero. Compiaciuto anche il presidente Schifani, che dopo aver letto il pezzo del Telegraph lo ha considerato riparatorio. Sono intervenuto chiedendo le scuse e le ho ottenute. Ora parlano di Sicilia straordinaria. Gente che la combatte quotidianamente. Crescono i rischi della rete in estate, adescamento online, sexting, scambio di immagini, nuove forme di violenza digitale preoccupano sempre più famiglie ed esperti. Ne parleremo con Marcello Labella, dirigente della Polizia Postale della Sicilia Orientale, e con Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter. In diretta alle 14:30 su Telecoro, in streaming su Sicilia Web. Potete inviare le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è adesso un'altra pausa e poi torniamo in attesa delle decisioni delle CDA sui nuovi dirigenti e sul tecnico del Catania. Siamo al calcio, slitta ancora il consiglio di amministrazione del Catania, le scelte del direttore sportivo e dell'allenatore sembrano comunque già definite. Sentiamo Francesco Triolo. Il mistero del CDA programmato, ancora ufficialmente non tenuto. Da quel contesto dovrà passare il piano di investimenti e di programmazione del Catania per la prossima stagione. Da lì si potrà capire budget, obiettivi e uomini sui quali il presidente Rosario Pelligra conterà per rilanciare le ambizioni del Catania. Alcune scelte sono state già fatte, altre delineate e pronte per essere messe in pratica. Intanto si parte dal budget. Pelligra ne ha parlato durante la sua visita a Torre del Grifo, che diventa centrale nel futuro del Catania, tanto che sarebbero stati destinati 4 milioni di euro alla sua ristrutturazione, almeno inizialmente. Il Consiglio d'amministrazione poi dovrà delineare anche introiti, diritti, sponsorizzazioni, contratti da risolvere e altri da definire, e qui entra in gioco anche il discorso tecnico. Il direttore sportivo è ormai in pectore con Fortunato Varrà, che lavora da qualche settimana alla costruzione del nuovo Catania, a cominciare da una nuova guida tecnica. Tutte le strade portano a Fabio Caserta, allenatore che conosce l'ambiente, ha visto la squadra nelle ultime partite, conosce il campionato e soprattutto lo ha vinto. I tempi stanno stringendo anche per passare dalla programmazione alla fase operativa, perché la stagione ha già le prime date. Il 9 agosto è quella del debutto ufficiale in Coppa Italia. Vicenza-Catania, chi vince affronta il Parma. Insomma, la stagione è appena finita, la prossima sta per iniziare. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso a Sicilia 24 Focus, condotto da Roberta Lunghi e dedicato ai rischi di Internet. Grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.